sporcacciona. Sporcacciona. È sempre sporca di fatto. Il giardinaggio è la sua passione e qualunque cosa tocchi cresce. Qualunque cosa tocchi cresce. Doppio sensista. Ecco perché quando un vicino passa lì davanti, spingendo la sua bici con la gomma a terra, lei è tutt'occhi. Ti serve per caso una mano? Malatella. Ma non è la gomma del vicino ad attirare la sua attenzione, ma il grosso tubo infilato nei pantaloncini da ciclista. Ciclista tubista. Si chiede che effetto avrà il suo pollice verde su una cosa del genere. Ma questo non è 1000 modi per morire. Questo è 1000 modi per fare una pelle. Che si dice? Niente di che. Facciamoci un drink qualche volta. Mi sembra fantastico. Cavallera alla bera. Passeggiando nell'orto, Patty sta pensando all'imminente appuntamento galante. Mr. Big ha un bel tandem. Ti piace un manicotte? Sarà in grado di guidarlo? Si guarda intorno per vedere se qualcuna delle sue verdure può esserle d'aiuto. Ad occhio una zucchina dall'aspetto invitante. Zucchinara. Patty lavora la zucchina come una professionista, ma una pericolosa zappa è in agguato. Tu ma rosa gli aveva da zucchina in bocca. Voglio con cruci e sacciano per creare da capa. La grossa differenza tra un oggetto inanimato e uno animato è che quello inanimato non è attaccato al corpo. L'oggetto animato può andare giù fino a un certo punto e lo puoi estrarre. L'oggetto inanimato invece le sarà finito nella laringe ostruendole le vie aeree. Dottor, in parole povere, e voluto dire che al posto della zucchina era meglio se piava un manicotto o ciclista. È semplice. Le piante necessitano di acqua, Patty di aria. Crolla a terra e muore soffocata. Che brutta fine che ha fatto sta guaglione. Poi dice che la verdura fa bene alla salute.